Dopo l'amichevole vinta 3-1 contro il Perugia, in conferenza stampa ha parlato il tecnico della Roma, Paulo Fonseca. Dzeko è qui con noi, è un nostro calciatore, posso dire che ha lavorato molto forte e molto bene, non ho visto un singolo segnale che il giocatore non è anima e corpo qui con noi, e visto che è qui con noi è quello che chiedo non soltanto da lui ma a tutti i nostri calciatori. Mancano tante cose, una squadra è un processo che non termina mai, ci sono tante cose da migliorare, mi piacerebbe restare qui tutta la sera a parlare di dettagli del nostro gioco, di cose che dovremmo migliorare, mi limito a dire che quello che pretendo della mia squadra è più vicino sicuramente a quello che abbiamo visto nel secondo tempo. Neste momento è chiaramente assunto per noi in questo momento è evidente che ci manca ancora un difensore centrale per quanto riguarda il tema del centravanti. In questo momento abbiamo Dzeko e Schick e di conseguenza la priorità va nel prendere un difensore centrale adesso. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, fa il punto sul mercato biancoceleste. Che fosse riempito, questa offerta alla fine non arrivi. Lei spera che ma io non spero niente, che devo sperare? Spesso ultima dea, io non devo sperare nulla, non spero nulla perché non mi sono posto il problema. Non mi sembra che ci siamo posti il problema. Abbiamo fatto il mercato, quindi il problema o sbaglio. Quindi, ringraziamo Dio, non dobbiamo vendere per poter fare il mercato. La soddisfazione che oggi la Lazio può pensare a un futuro stabile, senza preoccupazione. Quindi è proiettata con una logica di crescita. In passato, con tutto il rispetto, ma la Lazio ha sempre avuto una precarietà, nonostante le norme non fossero così stringenti come oggi. 15 anni fa si scrive, non si scrive, 18 anni fa, con le norme di oggi non si sarebbero mai scritte. L'Inter continua a lavorare sul fronte delle cessioni. Inutile sottolinearlo, la situazione più enigmatica e difficile da risolvere è quella relativa a Mauro Icardi. Il centravanti separato in casa attende di capire quale possa essere la sua prossima destinazione. Tutti gli indizi ad oggi portano a Napoli. I due club si stanno parlando, De Laurentiis ne ha discusso con Marotta, Giuntoli con Vandanara. I neroazzurri vogliono 80 milioni di euro per lasciarlo partire, troppi per le casse dei partenopei. Dopo aver visto sfumare le trattative per Pepe e James Rodriguez, il patrono azzurro De Laurentiis vuole riuscire a regalare una pedina di peso a Carlo Ancelotti, ma a cifre ragionevoli. Ecco perché ad oggi bisognerà ancora trattare. Un like su Instagram scatena i sogni dei tifosi milanisti. A lasciarlo Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, pallone d'oro e oggetto del desiderio dei maggiori club europei. Il 34enne croato avrebbe messo la sua preferenza sotto un post del profilo ufficiale rossonero che parlava del calendario 2019-2020 di Serie A. Dopo il biografo del giocatore, che aveva aperto un suo possibile passaggio al Milan, arriva anche l'indizio social, stavolta da parte del calciatore stesso. In realtà non si tratta della prima volta. Modric 2 anni fa aveva messo un like a una foto che lo ritraeva con la maglia del Milan. I tifosi rossoneri sul web si scatenano e discutono di un suo possibile arrivo in Italia. Peccato però che per il momento non ci sia alcuna conferma da parte delle società coinvolte.